Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qua, Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella, sempre io. Stefania, dopo devi dare un avviso molto importante che dalla prossima puntata del mercoledì saremo qua alle ore 15:30. L'hai già dato tu. Vabbè, dai Stefania. Allora, saluto Natalia. Ho studiato a casa, mi sono portato avanti e dico semplicemente il numero di telefono 0292947222. Per quanto riguarda il WhatsApp 340 670 96 59. Va bene Natalia? No, me l'hai insegnato te, guarda. Ho fatto questo, ho letto quello che tu hai rimandato. Avrò un debito quest'anno. Niente, guarda Stefania, siamo qua con una sezione, la sezione di Busto Arsizio. E colui chi è? Vincenzo Marra. Perfetto. È un caro amico di Busto, ci conosciamo da un po' e sono contenta di averlo qui in trasmissione. Posso dare 2 informazioni Vai su pure. Busto? Vado Tanto fai tutto tu, quindi. Come faccio tutto io? Dai, adesso c'ho l'aiuto. Ho scoperto che lui è amante dei Pooh, vedi? Quindi siamo in 2 oggi, contro 2 naturalmente, però loro sono donne, vinceranno loro naturalmente. Allora, parliamo di Busto, per dare una locazione dove si trova e che cosa c'è di famoso a Busto. Se ci fosse qua Sammy Varin, magna. Allora, secondo alcune ipotesi, Busto Arsizio ebbe origini liguri, celti, perché tutta la valle dell'Olona ci sono ancora resti che risalgono all'età celtica e soprattutto tanti nomi derivano dal dialetto ligure. Poi arrivarono giustamente i Romani e lì passava la via Severiana Augusta, strada che collegava Mediolano, l'attuale Milano, al lago Verbanio, cioè il lago Maggiore in pratica. Poi cosa posso dire? Che in età medievale fu famosissima per la concia delle pelli, fino ad arrivare nell'Ottocento che è famosissima per la coltivazione, per la seta, e ci furono numerose, come posso dire, filature tessile di cotone. Gli abitanti sono circa 84.600, è situata più o meno a 30 chilometri a Milano e una ventina da Varese. Cosa c'è da vedere? Poi chiedo conferma a Vincenzo se altre cose. C'è da vedere, è un mix di storia, soprattutto il museo tessile, e poi c'è la chiesa storica come la Basilica di San Giovanni Battista e il santuario di Santa Maria di Piazza. Un'altra cosa è qua che dicevo, Sammy, a Busto vi è il Magistero dei Brusciti, fondato nel 1975, è una famosissima e prestigiosa confraternita dove la parola è conserviamo le tradizioni antiche. Tutto qua. Aggiungo da studentessa, ex studentessa del Politecnico Architettura, Villa Tovaglieri, Villa Calcaterra, tante altre ville storiche. Busto Arsizio è veramente facciamo mancare No, non vi fate mancare. Poi c'è anche il Museo del Cinema, parliamo di cose importanti e quindi niente, visitate la città di Busto Arsizio. Sì, è bellissima, guardate, soprattutto il Museo del Tessile è molto famoso. Ecco.
Ti lascio a te la parola. No, allora, siamo qui con Vincenzo che ci fa scoprire la sezione di Busto Arsizio, non c'è il segretario Alessandro Albani, quindi iniziamo a porre delle domande a Vincenzo per sapere insomma un po' della sezione. Siamo molto curiosi noi. Volevo sapere com'è organizzata la sezione, cosa fate, quanti militanti siete e poi proseguiamo, perché so che anche ultimamente avete fatto 2 eventi importantissimi, quale l'incontro con il ministro Locatelli, al quale ero presente, e con il sottosegretario Molteni e ovviamente con l'eurodeputato Tovaglieri. È stato bellissimo comunque l'incontro con l'Alessandra Locatelli, perché sono arrivate anche varie associazioni che hanno spiegato sul territorio come si stanno muovendo, e poi per finire Alessandra ha fatto un grandissimo intervento. A te la parola. Assolutamente, dal punto di vista del sociale, Busto Arsizio sicuramente vanta tante realtà, tante associazioni che comunque si occupano di aiutare le persone fragili, le persone anziane, e noi su questo comunque abbiamo anche all'interno del comune la delega ai servizi sociali guidata dall'assessore Paola Reguzzoni, che saluto e ringrazio. Quell'evento che citavi prima era stato promosso dal consigliere regionale Emanuele Monti, anch'egli della provincia di Varese, e quindi c'era tanta gente, tante associazioni la cosa bella è stata aver portato la testimonianza delle associazioni e dei pazienti, delle persone, per far sì che comunque anche a Roma e anche a livello poi quindi nazionale le richieste dei cittadini possano essere ascoltate, e il fatto di avere come ministro della disabilità una persona brava, competente e soprattutto con un cuore umile come Alessandra Locatelli è un fiore all'occhiello della Lega. Non dimentichiamo che comunque la Lega vanta 5 ministri di Regione Lombardia, quindi anche a chi dice la Lombardia è dimenticata, la Lombardia non viene presa in considerazione perché adesso è un po' più ampio diciamo, la parte dove si guarda, i 5 ministri della Lombardia sono un fiore all'occhiello per il nostro partito, e quindi noi sicuramente anche a livello territoriale ne gioviamo. Tornando al discorso degli eventi che ci sono stati, l'ultimo lunedì sera anche sulla sicurezza, un altro tema cardine, perché comunque in questo periodo, nonostante Busto non abbia, come Milano, come altre città, pur essendo la quinta città della Lombardia e la prima più grande in provincia di Varese, episodi di violenza piuttosto che di insicurezza, il tema della sicurezza riguarda comunque sempre tutti i cittadini, dagli ospedali alle stazioni, al far la spesa, alle borseggiatrici. Busto, grazie a Dio, non ha di questi problemi, però è bello anche parlarne. Questo evento è stato promosso dall'onorevole eurodeputata Isabella Tovaglieri, che ringrazio e saluto perché non è potuta essere presente anche in collegamento per degli impegni, visto comunque la settimana di campagna referendaria, ma ci teneva a portare il suo saluto e a dire che comunque il tema della sicurezza è importante. Cambia i nostri saluti alla Isabella. Grazie. La sala era gremita, abbiamo contato più di 180 persone. Anche qui in questo caso abbiamo portato tutti i sindacati delle varie forze dell'ordine proprio per dare un contributo e a spiegare anche il nuovo decreto sicurezza portato avanti dal governo, le ricadute che ha sui nostri cittadini. La sezione di Busto Arsizio, visto che mi chiedevi di parlare della sezione di Busto Arsizio, era presente, eravamo presenti tutti e 3 i consiglieri, io sono anche consigliere comunale a Busto Arsizio, e tutti e 3 gli assessori. Noi abbiamo in comune come amministrazione l'assessore al bilancio e alle finanze, l'assessore Alessandro Albani, che è anche segretario, l'assessore ai servizi sociali Paola Reguzzoni e l'assessore alla cultura e identità Manuela Maffioli. Tant'è vero che sabato si aprirà la stagione del BAF, che è un evento, visto che citavi prima tutti gli eventi sulla cultura che ci sono a Busto Arsizio, si aprirà il BAF, di cui Manuela Maffioli è una degna e grande persona
porta avanti questa iniziativa da tanti anni e devo dire sempre con tanto successo. I militanti di Busto secondo me, come di tutte le sezioni a livello territoriale, sono la nostra forza, anzi ne approfitto anche per salutarli, perché, sono coloro che non solo servono, come si dice a volte, no, per aprire e chiudere il gazebo, aprire e chiudere la sezione, sono la colonna portante perché senza di loro tutte le iniziative che facciamo sul territorio, dalle manifestazioni ai gazebo, alla partecipazione, all'ascolto dei cittadini, che poi è la cosa più importante, non potrebbero esserci. Quindi a loro va sicuramente il nostro riconoscimento. Noi siamo in 40 militanti a Busto Arsizio, quindi è una sezione comunque all'interno della provincia che ha tanti militanti. Ora Varese forse si differenzia, si scosta di qualche numero, però più o meno dovremmo essere lì. Adesso il numero preciso non lo ricordo. Abbiamo chiaramente un direttivo come tutte le sezioni della Lega. Sì, la Lega ha tutti i direttivi, cioè ogni sezione, sia piccola che grande, ha il proprio Esatto, direttivo dove le decisioni passano dal direttivo, anche esatto. se uno è un segretario si confronta perché non c'è potere assoluto nella Assolutamente, Lega, e da lì partono tutte le decisioni di quello fare o assolutamente, non fare. assolutamente. Siamo 6 membri del direttivo, perché con 40 militanti spettano 6 membri del Certo. direttivo, più il segretario. Ognuno dei io sono il vice segretario tra l'altro della sezione di Busto Arsizio, cioè colui che all'interno delle ultime elezioni del direttivo ha preso più voti, quindi sono stato designato come vice segretario. Prendiamo le decisioni che riguardano comunque sia la vita della sezione, ma anche delle proposte che poi possiamo portare avanti in consiglio comunale, confrontandoci sempre con, la sezione tutta, perché comunque la sezione deve essere, ascoltata, e tutte le nostre, iniziative vedono comunque proprio il coinvolgimento fisico dei Cioè una militanti, insomma. democrazia, la Lega è una Assolutamente, democrazia, cioè dove assolutamente. si discute e Non si parla, cioè non assolutamente. è che arriva il segretario, No, 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 decide tutti fuori, assolutamente, no. anche nei pochi casi in cui la Lega Busto Arsizio è stata commissariata, comunque si è cercato sempre di dare la voce ai militanti, perché ripeto, sono i capisaldi comunque Sono della coloro che escono alla mattina alle 5 e esatto, mezza, 6 sotto l'acqua, la pioggia, la esatto, neve, esatto. e sono quelli che portano avanti tutto il Senz territorio. esatto, senza dimenticare che sono persone non pagate, lo fanno Vabbè, di loro spontanea iniziativa, e di questo comunque va dato merito, perché magari dopo una giornata di lavoro ritrovarsi alle 8 di sera, alle 9 di sera, dove comunque si è stanchi, è secondo me anche un valore eh aggiunto, e beh, di certo. questo anche perché, come dico sempre, il capitano la squadra diciamo diventa forte non solamente grazie al capitano, ma grazie a tutti i componenti. Eh sì, perché se non c'è il capitano e tutta la squadra, ognuno va rema dove Esatto, c'ha voglia e dove andiamo, esatto. cioè, e poi è tutta una struttura democratica, ci sono regolari elezioni, sono presenti, e chi prende un voto in più, chi ha programma, che Certo. poi il programma più o meno si Sì, equivalgono, è non è sempre che quello, non c'è è chi è non ci sono scostamenti diciamo ma no, pressa cioè, pure, è sempre e quello. attenzione, quello di bello che dentro in una riunione si può discutere, però la linea è sempre unica e si Assolutamente. esce Il fuori, segretario cioè, è quello che dà la linea, che chiaramente poi come abbiamo detto è condivisa, ma è quella, ecco. e certo, non è che arriva dentro uno e andiamo tutti allo stadio a fare la Pro Patria, a vedere la Pro Patria. No, si seguono delle indicazioni Assolutamente, giuste, che assolutamente. provengono più o meno da personaggi che lavorano in comune, perché anche gli assessori, i consiglieri comunali hanno anche un loro peso in comune, sia di opposizione sia a Certo, favore, cioè, e quindi lì si discute, si porta avanti tutto, e tanti questo non lo capiscono, vero. perché è bello certe cose, poi, vedi lì i gazebi che arrivano di parte opposta e incominciano a insultarti. Non è che con l'insulto, Assolutamente. Diciamo perché che l'insulto non ha mai portato a raggiungere l'obiettivo. Con le persone si parla, non si, diciamo, distrugge moralmente e psicologicamente la persona, si cerca di no, parlare per trovare una quadra. Poi è chiaro che nessuno dei 2 vince, se sono 2 persone. Uno deve cedere qualcosa, qualcun altro deve cedere qualcosa,
importante poi arrivare ad una quadra e questo Certo, ma un assolutamente dibattito si può fare come anche avviene una ovunque. guerra in un dibattito, per l'amor del Assolutamente. cielo, guerra nel senso a parole, via dicendo, senza insulti. È ovvio che io Vincenzo lo posso, tra virgolette, mettermi lì e lui dice A, io gli dico B e stiamo qua a A 560 discutere. giorni, poi magari la Natalie dice: "Oh, stringi, stringi perché dobbiamo andare." È vero, è vero. No, volevo farti un'altra Sì. domanda. Volevo chiederti, dato che sei in consiglio comunale, volevo chiederti la priorità e le azioni concrete del gruppo all'interno appunto del comune, delle decisioni, insomma, come portate avanti il tutto, insomma. Sì, allora noi anche in questo caso le nostre proposte, cioè nel senso se chiunque di noi consiglieri, noi siamo 3 consiglieri e su questo anche qui abbiamo la fortuna di avere Isabella Tovaglieri anche come consigliere comunale a Bustarsizio e devo dire io personalmente ho diciamo mi sento un po' più al sicuro perché essendo chiaramente meno esperto di lei, ho una spalla su cui potermi appoggiare. Di solito se abbiamo delle iniziative, delle proposte anche in questo caso le portiamo all'interno della sezione del direttivo. Se poi la proposta, pensiamo possa essere valida, la portiamo avanti cercando comunque di, coinvolgere anche la maggioranza, perché comunque, poi in consiglio comunale servono anche i numeri, quindi se una proposta poi viene respinta dalla maggioranza stessa, poi lì diventa un problema. Da poco avevamo portato, grazie anche a Isabella, l'utilizzo del taser per la polizia locale, che era stato grandemente appoggiato da tutta la maggioranza, anzi devo dire anche da parte dell'opposizione, e quindi diciamo noi ci muoviamo su questa linea. Poi comunque ogni consigliere fa parte delle commissioni. Io ad esempio sono vicepresidente della commissione 3 e 5, la prima riguarda i lavori pubblici, la sicurezza e la viabilità, l'altra riguarda i servizi sociali, la famiglia e gli ospedali, insomma gli enti extracomunali. E anche in questi casi, tutte le proposte che arrivano, diciamo, dal consiglio comunale, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, vengono discusse e poi portate in consiglio comunale dove poi vi è diciamo, l'esito finale con l'approvazione o no della mozione, piuttosto che dubbi, interrogazioni e quant'altro possa servire, ecco. È buono dai, siete molto attivi sul territorio, portate avanti, Sì. discorsi. Quello che dico sempre io è che, fare il consigliere secondo me è un privilegio. È un privilegio perché devi fare gli interessi del cittadino prima che i tuoi interessi, perché come dico sempre io, uno fa il consigliere comunale non perché deve servirgli da stipendio, ma perché deve portare avanti le richieste dei cittadini. Il consigliere comunale è il primo punto d'incontro che ha il cittadino con la politica, quindi deve farsi da portavoce e poi fare gli interessi chiaramente anche del nostro partito. Prima il partito, poi chiaramente noi, nel senso che, l'interesse poi deve essere di squadra, non deve essere della singola persona. E Vincenzo, mi è piaciuto molto una frase che hai appena mh, detto dove, fare il consigliere o l'assessore non è un discorso di puro guadagno, di puro è un discorso che io credo che tu dentro le tue giornate, il lavoro che fai, ti devi mettere a studiare, cioè non è tutto cioè è bellissimo essere assessore, è bellissimo essere tutto quello che vuoi, anche sindaco, però c'è dietro una base di studio, non è assolutamente. che cioè vado lì in consiglio, cioè vado a ruota libera, ma non è proprio così, cioè Assolutamente. Diciamo che non è una cosa che cala dal nulla, ma devi comunque metterti d'impegno, ascoltare. Ricordo ancora le prime sedute del consiglio comunale dove io ero, si può dire, un novello. novizio, un novello, non conoscevo tutta la diciamo, la parte organizzativa anche del lavoro del consigliere e grazie comunque a chi mi era vicino, a chi mi è stato vicino, ho cercato pian piano di assimilare nozioni e capire più che altro come funziona la macchina amministrativa. Ti dico che ad esempio, ho scoperto tante cose che dall'esterno Non si vedono. ignoravo, perché il cittadino poi onestamente non vede il carico di lavoro del consigliere. Immaginiamoci poi dell'assessore o del sindaco che sono chiaramente
molto più grandi, però vi posso dire che dal punto di vista del consigliere comunale c'è tanto lavoro, più che altro come fare per ottenere un risultato, per poter portare avanti una proposta e fino poi chiaramente alla risoluzione. Vincenzo, qua si sono sedute tante persone dove tu sei Che seduto e onore. tutte queste persone, questa frase, questo concetto che tu stai esprimendo, lo studio, l'aiuto, tutti hanno detto così, quelle Io persone so, della Lega che si sono messe. proprio Io perché vedo tanti, ma non entro in casa degli altri perché non mi piace entrare in casa degli altri, ma lo fanno per tipo sport, per farsi notare nel comune, cioè io ho diciamo che non avuto deve questa essere un ruolo, sensazione, sì, ci sta anche il farsi conoscere, pubblicizzarsi, farsi conoscere dalla gente, ma deve esserci comunque uno studio dietro uno che studio dietro che ti porta a capire quello che gli altri scrivono sia in assolutamente. opposizione sia a favore, trovare le piccole virgolettine, perché c'era qua la sezione che fa parte del tuo provinciale Cassano Magnago e dicevano: "Ma ragazzi, devo analizzare anche le frasi, se c'è la virgoletta messa in una maniera può La intendere". parola cambia. La La parola singola cambia, parola cioè, cambia tutto. e questo qua, è un merito alle persone che si impegnano per la Assolutamente, Lega e anche che si perché portano avanti queste cose qua. Poi è facile: "Ah, te sei il coso, porti a casa 10, 15". Ma ragazzi, però c'è uno studio, cioè ci c'è una vuole ci vuole preparazione. secondo me anche tanta umiltà e tanta forza di volontà. Ne Io parlavamo fuori prima, davanti allo specchio uno deve sapere darsi delle risposte. È ovvio che se lo vuoi fare come gasaggine, come essere famoso, ma prima o poi certo. caschi e poi ti fai Ma male. io non so se poi magari può essere che tutti dicano questa cosa, io esempio l'ho imparato tantissimo questo dal mio lavoro. Il mio lavoro è fatto di passione, di umanità, di contatto con la gente. Io faccio l'infermiere di professione, libero professionista e questo secondo me mi ha aiutato tanto anche ad ascoltare, perché l'ascolto secondo me è fondamentale, è la proprio la base di tutto. Poi chiaramente tu ci metti del tuo, no, però quello è indispensabile, ecco. Guarda Vincenzo, dopo lascio la parola a Stefania, gliela sto portando via troppo. Tu hai detto hai fatto l'infermiere, stai facendo l'infermiere. Io, diciamo che sono passato in pensione, ho lavorato quasi 43 anni in ospedale e ti dico, mi manca moltissimo, non tanto andare a riparare un ventilatore polmonare o un monitor, il rapporto che si creava con infermieri, caposala, primari, cioè quel rapporto che prima Familiare d'arrivare quasi. a dare un tu al primario ne passavano di anni e ne passava tanta la fiducia che tu trasmettevi al primario e viceversa. Sono belle cose Sì, sì. comunque. Ma io poi diciamo che di carattere sono amichevole con tutti, infatti tutti quando mi salutano non mi danno mai del lei perché sanno che a me non piace quando mi danno del lei, possono chiamarmi Vincenzo tranquillamente senza problemi e penso che questo anche sia uno spirito per entrare anche in sintonia con le persone, ecco. Eh beh, certo. Ti lascio a te la parola perché te la sto portando via No, troppo. no, 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 io volevo soltanto dire che comunque è una prerogativa dei militanti, della Lega, comunque l'ascolto viene prima di tutto. La persona, ogni singolo abitante, viene prima di tutto. A volte è duro dire dei no, anch'io sono consigliere comunale in un comune con 650 abitanti dove non prendo nemmeno il gettone di presenza, però lo faccio veramente con abnegazione e felicità di rappresentare del mio gruppo Lega. La cosa bella, qua cambio argomento, è che comunque, si è visto anche al mese di settembre/ottobre, quando c'è stata una manifestazione per l'associazione Bianca Gravaglia. Ehm, io ero presente, ho corso in mezzo a tutte le persone, anzi ho camminato in mezzo a tutte le persone che partecipavano e francamente conoscendo Vincenzo, conoscendo Manuela Maffioli, che saluto, una persona che stimo tantissimo, conoscendo i ragazzi del gruppo Lega, posso dire
dire che erano tutti presenti per una causa importantissima. Forse ne vuol parlare Vincenzo, se vuoi dire due parole, perché secondo me anche il coinvolgimento delle associazioni è importante. Sì, sì, assolutamente, sono d'accordissimo, perché comunque tutte queste iniziative che vengono fatte coinvolgendo le associazioni a 360 gradi. Bianca Garavaglia ne hai citata una, ma abbiamo tantissimi, tipo Eder ODV, centri antiviolenza, tutto ciò che riguarda, diciamo, il cittadino a 360 gradi. Le tante associazioni sportive che son presenti sul territorio. Tutto praticamente serve per dare risposte ai cittadini. Ogni cittadino chiaramente è diverso l'uno dall'altro, e quindi a ogni cittadino noi, come dicevi giustamente te, dobbiamo dare delle risposte. Poi queste risposte possono essere positive in alcuni casi, quasi sempre, in altri casi chiaramente, se non possiamo, nel senso, non che non possiamo perché non vogliamo, non possiamo perché chiaramente, dobbiamo poi far con i conti con la burocrazia, il bilancio comunale e quant'altro. Cerchiamo di non dare proprio una risposta negativa, ma di cercare di comunque portarla avanti, e ci mettiamo proprio, del nostro impegno per portarla avanti. Stamattina ad esempio ero collegato, scusatemi, ero in presenza in una scuola di Busto Arsizio, perché oggi si festeggiava la giornata del riciclo, ed era bellissimo vedere tanti bambini incuriositi, attenti, che ascoltavano ciò che noi e gli esperti del settore, dicevano loro, con l'augurio poi gli abbiamo detto: "Speriamo che tutto ciò che vi abbiamo detto oggi possa esservi da lezione per il futuro, e soprattutto portato a casa ai genitori e fatto tesoro di tutto questo", ecco. Vincenzo, guarda, è arrivato un messaggio che senz'altro lo conosci, perché è stato lì a Busto e l'ha segnato quasi 6 anni, è stato lì, ed è Pier Vittorio Scimia. Scimia, cioè anche lui è un bravo ragazzo. L'ho conosciuto in radio, ma l'ho conosciuto quando era a Busto, che lavorava lì al tribunale, Sì, se non tribunale. erro, ed era venuto a trovarci a Rescaldina in dovevamo fare una specie di incontro, che era presente la Isabella, poi c'era lì anche la Silvia Scurati e Emanuele Monti, ed era venuto e l'ho conosciuto lì circa un 6, 7 anni fa, 6 anni fa, 5 anni fa. Comunque ci può ti fa Sì, gli sì, auguri. no, leggo gli auguri, lo ricambi cioè li ricambio i saluti. È una bravissima persona, come dice giustamente lui, ci conosciamo da tanti anni. Tra l'altro lui è ancora un nostro militante, È buono dai, cioè nonostante è a Roma adesso, è praticamente ancora un nostro militante, fa parte dei 40 diciamo militanti. che diffonde il verbo della Esatto, e militanza poi giù è a Roma, sempre vicino, dove disponibile e presente. Abbiamo fatte tante pontite insieme, parecchie volte a Milano Marittima, ci siamo visti anche nelle varie feste della Lega, e quindi guarda, è fa presentissimo. una bella trasmissione, a parte che è appena finito adesso per quanto riguarda il referendum, che invito tutte le persone ad andare a votare domenica e lunedì, perché è importante questo tipo di Assolutamente. voto. Andiamo a votare. Sì, sì, E fa una bella trasmissione il sabato, che lo puoi sentire assolutamente. direttamente, e alla sera anche nient'altro. Tutto qua. Mi dice la Natalia, purtroppo siamo arrivati a stringere, se hai qualcosa da dire ancora. No, niente, io, più che ringraziarvi a entrambi per questa opportunità, ci tenevo tantissimo a salutare, diciamo, la mia sezione, che mi ha dato l'opportunità anche di essere qui oggi, e i tanti militanti e sostenitori e tutti i cittadini di Busto che sicuramente ci staranno ascoltando, ricordando che domenica e lunedì Si si vota. vota. Eh, niente Vincenzo, io ti inviterò qua ancora, io e la Stefania ti inviteremo qua ancora a parlare ancora di Busto e tutto quello che tu hai appena detto. Sì, anche perché l'anno prossimo Ah, Busto vanno al andrà ad voto, buono. elezioni, di conseguenza mi piacerebbe avere anche però qualche presenza femminile. Arriveranno, arriveranno. Va Arrivano bene, arrivano le nostre donne. grazie a tutti, grazie Stefania, grazie Vincenzo, vi saluto e alla prossima. Alla A prossima, mercoledì. mi raccomando, mercoledì prossimo 15:30, 16:30. Grazie mille, ciao Natalia.